dovete sapere che una comunità marocchina, peraltro abbastanza numerosa, a Treviso, per amplificare il problema, per far capire qual è il problema che ha il Sahara, il deserto, vogliono organizzare il record del mondo di couscous a Piazza dei Signori. A Treviso. Terra di Sceriffo Gentilini. Apriti cielo, lo sceriffo non dorme da una settimana. È tutto vero questo, eh? Pronto? Sceriffo, proprio lei. Come Eccoci sta? qua. Tutto bene. Tutto Voi? bene? Allora, che ne dice? Lo facciamo in Piazza dei Signori il record mondiale di couscous? Sindaco, voglio dirle una cosa prima, eh? Sì. Io amo il couscous, è buonissimo. Io veramente sono contento che lei faccia questa cosa. Davvero, grazie. No. Come no? Mi dispiace, ma ci sono problemi molto più importanti che vanno affrontati. Proprio per questo ci sarà in Piazza dei Signori, al posto di questa manifestazione, ci sarà la manifestazione dove si farà la polenta e osei più grande del mondo. Ma scusi, Sindaco, ma scusi, non è tanto per il couscous, era il motivo, no? A quale No, non abbiamo niente contro di loro. Io personalmente sicuro? non ho niente contro di loro, Non ma ci sono i disagi che hanno gli uccelli, i cigni nel Sile. Ma no. a Luca Pio. No. Sì, e quindi per i disagi sul Sile lei vuole organizzare una manifestazione con la polenta e osei più grande del mondo? Sì, Ma scusa, proprio sì. Per difendere gli uccelli che fa? Li mangia con la polenta? Sì, è simbolicamente giusto questa cosa. Come? Non mi sembra Scusi, tanto. ma a parte che il couscous è più buono della polenta e osei, innanzitutto. No. Sì. Pedro, non bestemmiare. Guardi Perché anche il couscous è contagioso, è molto pericoloso, fa venire l'acne. Il Cosa? pus. Ma no, Sì. no, il pus, che schifezza, il couscous. No, è la stessa cosa, il pus. Ma lei fa l'ha mai venire mangiato? acne. L'ha mai mangiato, Sindaco? No, dopo è contagioso. No, lo è devi pericolosissimo. Perché quella domenica vogliamo fare il record in Piazza dei Signori con tanta polenta, tanta gnocca e tanti osei. Ma A Luca no. Pio. Ma che record è? Ma no. E cosa si beve per mandar giù? Prosecco di Raza Piave, Luca Pio. Immaginavo, certo. Sì. Sceriffo, vieni qua, prova couscous, perché non vuoi Chi c'è? fare una manifestazione che è buona, couscous, vieni. C'è un marocchino là, marocchino. sceriffo? Vieni, sceriffo, vieni, vai tranquillo, mangia. Mangia No, stammi lontano che è contagioso il couscous. No, lo Stammi mangi, lontano. lo mangi. Mangia tranquillo, couscous che è buono, mangia. Lo mangi. C'è un No. Aspetta un attimo, adesso ti porto a fare un giro per Treviso. Aspetta che chiamo un taxi. Come un taxi? È una sirena, sceriffo. Che taxi è? Sceriffo? Ecco, ho chiamato un taxi. Ma come un taxi? Ecco, Quasi- monta su qua, monta su, Ma no. monta tranquillo. Sceriffo, questo non è taxi, questo, cosa fai? No, non è taxi. Ma scusa. Ecco, adesso stai tranquillo, stai un po' buono, devi stare buono, stai calmo. Sceriffo. Ecco, portatelo via, portatelo pure via. Sì. Ma no, l'ha portato via. Ma no, sceriffo. Ma solo perché gli ho offerto il couscous. Ma sceriffo. Ecco, ho applicato il Vangelo secondo Gentilini. Ma no, sceriffo, mamma mia. Ma mi scusa, quindi niente record mondiale di couscous? No, polenta osei e tanta gnocca, a Luca Pio. vabbè. Sì. Grazie, sindaco. Ciao. Mamma mia. Ciao.